Sei bellissima, fammi vedere. Oh mamma mia, come sei stupenda. Ti piaccio? Sei stupenda. Aspetta, aspetta la pettinatura. Molto bella. Che bella. Così messo qua. Wow. Ciao amore. Sei amore. Ciao Rebecca. Ti vergogni che sei Ciao nascosta papi, sei finora. Non so niente, da che parte devo stare? Da Destra, questa. sinistra? Da Da qua? questa. Bellissimo. Mettiti qua. Vedi che fai? Chi guida Piero? No, è bellissimo. Tuo suocero gli ha dato sta incombenza. Grazie. Ah, non guida. Oddio. Oddio. Ah, ma io riprendo. Lisa, aspetta 2 minuti. Ciao Piero. Si mettono davanti. Va bene. Io credo che avrebbero davanti. Tu andresti neanche a Sardegna, adesso. Luca. Sai che te la devi consegnare la spada? Grazie. Ah, sono arrivata, avevo il dubbio, ragazzi. Ciao. Cioè, mi sto stavo ad aspettarla. Suo fratello prima. Chi? Fratello. Una voce il mio diletto, eccolo viene, saltando per i monti, balzando per le colline. Somiglia al mio diletto a un capriolo, o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro. Guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate. Ora parla il mio diletto e mi dice: alzati, amica mia tutta bella e piedi, o mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli degli dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce e cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quel che è gradito a Lui. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo. La gioia che ci può arrivare perché è la vostra, perché è la vostra e perché quando, almeno a me, ma penso che a ciascuno di voi, agli sposi in particolare, ci è dato di essere vicini a una coppia
che dice ai loro sì, ecco il nostro cuore si riempie di gioia, si riempie di speranza, è un tocco di futuro che ci tocca, che si fa vicino a noi in questo momento. In più e diventa famiglia, e questo è il miracolo, diventa famiglia. E dobbiamo farci sorprendere ancora da questo fatto, non dalle coppie di fatto, ma da questo fatto, che la famiglia è una cosa nuova, è un di più dell'amore di coppia, perché è un progetto di vita al quale è necessario dedicarci con un impegno così, come quello che ora si scriverà tra poco, un impegno totale, che porta alle conseguenze di un sì che dice la loro fedeltà, di un sì che dice la loro unità, di un sì che dice la loro apertura alla vita. E qui carissimi Luca e Elisa, siete venuti insieme nella casa del Padre perché il vostro amore riceva il suo sigillo, la sua consacrazione davanti alla Chiesa, davanti a questa comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo, ora Cristo vi benedice, vi rafforza per il sacramento nuziale perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e dice la Chiesa, inesauribile. Inesauribile. Ricordo anche gli sposi, l'amore consacrato da Dio fosse della benzina, delle avanti, con altre cose, dei soldi inesauribili, ma non serve a niente. L'amore inesauribile. E perché vi assumiate responsabilmente i diritti del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Luca e Silvia siete venuti, Elisa, a contrarre matrimonio in piena libertà, senza alcuna costrizione, pienamente consapevoli del significato della vostra decisione. Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere responsabilmente e con tanto amore i figli che Dio vorrà donare e educare secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Se dunque vostre intenzioni di unirvi in matrimonio, datevi la man destra. Ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io Luca, Elisa con il sposo, prometto di essere la gioia la salute della morale, mai curati Il Signore Onnipotente e Misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni di ricolmarvi della sua benedizione, non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Amen. Il Signore benedice questi anelli nuziali, gli sposi che li porteranno custodiscono integra la loro fedeltà, rimangono nella tua volontà e nella tua pace e vivono sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Elisa, riceve questo anello, segno dell'amore e della fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Luca, riceve questo anello, segno dell'amore e della fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio. Non sposi adesso.
insieme preghiamo ancora il Signore, invochiamo su questa nuova famiglia, sulle famiglie più presenti, la felicità e la serenità dei cuori. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore, per Luca e Elisa, che hanno consacrato la loro vita nell'amore, nella fedeltà reciproca, perché siano fedeli al loro impegno. Preghiamo per questi nostri fratelli, perché sappiano formare una famiglia degna di essere chiamata una piccola chiesa, dove regni l'amore. Preghiamo per tutti gli sposi qui presenti, in particolare per i genitori di Luca, di Elisa, e per tutti gli amici, i parenti, perché sappiano attingere forza e coraggio per la loro testimonianza cristiana alla comunità. Preghiamo per tutti noi, riuniti nel nome del Signore, perché la parola di Dio e il pane eucaristico ci sostengono nelle difficoltà della vita. Preghiamo. Padre Santo, concedi a questi tuoi figli che confidano in te i doni del tuo Spirito, perché siano fedeli nel reciproco amore e vivono in serenità tutti i giorni della loro vita, per Cristo nostro Signore. Sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, dopo la cena allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova e eterna alleanza, versato per tutti in remissione dei peccati. Agnello di Dio, facciamo i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati imitateci al Signore. Ecco l'aglio di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sei peccato qua, senza
Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo, sapete riconoscere Dio di poveri e sofferenti, perché se vi accolgono un giorno nella casa, la messa è finita, andiamo in pace.
Gio. Lo so. Ti dico anche se il treno da 8, non mi la persa, ti è cascata. Nascondere che non gliela insegniamo. Cioè, non sono quasi non mi stiamo Adesso al ristorante. Non venite davanti dopo! Non venite davanti! Venga davanti! Abbiamo freddo. No, è congelato. Fuori, fuori. Vabbè, tutti a mangiare, dai! Vittoria! Andiamoci agli sport!
Dove sei? Ai ragazzi, agli sposi, cosa gli diciamo? Che ti vogliamo tanto bene. Oh, che bello! Benissimo! Va bene. Figli, lavoro, salute. Qui ci sono i suggerimenti. Un po' d'affetto per i genitori. Ecco. Un po' d'affetto anche per i genitori. Va bene, grazie. Sono talmente contento che Luca si sia sposato più che altro perché noi ci siamo liberati compreso. Grazie Lisa. Cosa le auguriamo alla Lisa Luca? Buona felicità! Oh, bene! Cosa le auguriamo? Auguri!
pezzo di Luca Tronconi, che io speravo di essermi liberato di lui durante l'ITIS, invece la tragedia continua, che comunque prevedo che la legittima e bellissima sposa avrà una tragedia di soddisfazione sessuale, perché tra 5 anni che tira più a colpirla. Allora, io vi auguro che per tutta la vita vi guardiate negli occhi come Sandra Luci, allo stesso modo. Cosa devo dire a Luca? A Luca, un augurio! Cosa gli diciamo a Luca? Ma io volevo rivolgermi soprattutto a Luca, Sentiamo. che conosco da quando è nato. Ah sì? Il mio augurio è quello che lui conservi, come ho notato, deve conservare questa, direi, gioia di vita, perché nella lunga vita che condurrà indubbiamente le circostanze lo porteranno a... Io voglio sperare che nel tempo lui conservi questa gioiosa voglia di vivere, come ora. Vai. Elisa, поздравляем вас с вашим днем бракосочетания. Желаем счастья, всего наилучшего. Thank you. Cosa auguriamo a Luca e Elisa? Dai. Dai. Cosa gli auguriamo? Tanti anni? Quando si vuole, si vuole. Sei convinto o la vita? Lui come sta? Io non ho fatto detto se l'ultimo dell'anno si vede così, bicchiere. Però vado fuori dai 2-3 secondi, se mi raggiungo il bicchiere sono già fuori, Sì, non reggo neanche. No, non stai rendendo neanche conto perché sei preso da vortice e giri, non mi mangi. Sì, no, sono andata solo a mangiare il Sei partita? Vai. Allora, ciao Lisa, ciao Luca. E sono molto contenta di essere qui e di essere stata la vostra testimone, perché l'abbiamo deciso da quando eravamo piccole, che ero io. Poi sono commossa e spero di invitarti presto al mio. Non si sa mai, dipende da Fabio, glielo chiedi poi a lui. Te lo chiediamo. Glielo chiediamo. Va bene. E poi un bacio a tutte e due. Molto. Cosa? No, ti stai riprendendo? Io sì. No, volevo dirti, ti aveva detto di non sposarti, ma non ci hai dato ascolto, l'unica cosa ti auguriamo 100 di questi giorni. Laura, cosa auguri? Aiuto. È troppo commossa per augurare qualcosa. Aspetta. Però non è molto anche carino. Di più, dai. Non è carino, speriamo che sia il primo e l'unico. Che cosa? Matrimonio, la vita della Lisa. Vabbè, giusto. Valeria,
si fa ballare.